Si è svolta stamani a Favara la festa della Polizia di Stato, 167° anniversario della Fondazione al Corpo. Esserci sempre, questo è il motto scelto, che ha visto l'esordio del neoquestore Rosa Maria Eraci. La manifestazione ha avuto inizio con la deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai caduti in piazza Cavour, alla presenza del prefetto Dario Caputo, del primo cittadino della città Anna Alba e del questore. Quindi una relazione sui risultati ottenuti nel corso dell'anno dalla Polizia Agrigentina, mirati principalmente al contrasto alla criminalità mafiosa, in perfetta sintonia tra la squadra mobile, quelli della Polizia Giudiziaria, dei commissariati distaccati con le procure di Agrigento e Sciacca e con la DDA di Palermo. Una per tutti l'arresto di Leo Sutera, ritenuto uno dei vertici provinciali della mafia agrigentina, quindi la consegna dei riconoscimenti a quei poliziotti che si sono particolarmente distinti in operazioni di pubblica sicurezza, mettendo anche a repentaglio la propria vita. La Polizia di Stato, lo sapete, lo sanno i cittadini, è uno dei pilastri delle nostre istituzioni democratiche e oggi vogliamo cogliere questa occasione per avere un momento di vicinanza, in questo caso alla cittadinanza di Favara. Ringraziamo quindi la Questura, le donne e gli uomini della Polizia di Stato, ringraziamo il Sindaco di Favara e questa bellissima città per l'ospitalità che hanno dato alla festa. Un pensiero e un ringraziamento va anche a Maurizio Auriem che è stato fautore di questa iniziativa. Uniamo in questa solenne occasione il ricordo delle vittime, non possiamo dimenticare i caduti della Polizia di Stato, tutti i caduti delle forze dell'ordine e della magistratura nel loro impegno a sostegno delle istituzioni democratiche e doverosamente insieme a questo vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle famiglie che hanno perso un padre, una madre, un fratello per combattere la criminalità. E questa vicinanza non deve mai mancare, questo è lo spirito che animerà anche la giornata di oggi. Un valore importantissimo, corona il sacrificio di 34 anni in amministrazione, è un onore essere qui in questa bellissima cornice di un paese della Sicilia che merita particolare attenzione e sicuramente merita per la gente che vi abita e per i cittadini onesti che ivi sono ubicati, merita particolare attenzione da parte nostra. Ecco, oggi darete anche dei riconoscimenti a chi delle forze dell'ordine si è particolarmente distinto in questo anno? Sì, daremo riconoscimenti premiali a chi ha messo il proprio sacrificio a vantaggio dell'istituzione e quindi merita particolare riconoscenza da parte dell'istituzione sempre. Ecco, ha avuto già modo in questo brevissimo lasso di tempo di conoscere un po' la realtà nostra agrigentina anche periferica? Sì, diciamo uno sguardo d'insieme, chiaramente non ho avuto il tempo di ambientarmi e di conoscere bene il territorio per l'attenzione che merita sicuramente. Assolutamente orgogliosi di ospitare la 167esima festa della Polizia di Stato, è stata una richiesta che noi abbiamo accolto a braccia aperte perché è importante la presenza dello Stato anche in questi giorni, anche se è un momento di festa, ad accogliere anche il nuovo questore, quindi un'altra donna, a suggellare l'impegno di questa nuova generazione di donne che si sta davvero contraddistinguendo nella società e anche Sua Eccellenza il Prefetto, così come tutta la Polizia di Stato che oggi veste la nostra piazza di una luce diversa. Il nostro augurio è che non finisca tutto con una festa, ma che venga appunto confortato dalle azioni di legalità che poi devono susseguire e contraddistinguere la nostra comunità. Siamo sulla buona strada e oggi davvero è un momento in cui con orgoglio tutti diciamo di essere appunto orgogliosi di essere favaresi.